Sì, siamo giunti all'8ª edizione del Festival Internazionale della Danza e delle Danze. Ogni anno la festa si rinnova, gli incontri speciali si moltiplicano. Quest'anno abbiamo tantissimi artisti, tantissimi professionisti, tantissimi amici. Siamo sbarcati in questa terra meravigliosa che è la Sicilia, Agragas, così come la decantava il grande poeta Pindaro. C'è un progetto, diciamo che io sono sempre stata una ricercatrice, perché la cultura senza tradizione, senza ricerca, senza studio, senza l'applicazione, si può stemperare. E siccome ognuno di noi raccoglie attraverso le proprie radici la propria storia, così come un popolo senza radici non ha futuro, è come un albero che vola nella tempesta. È un'emozione immensa, perché basta socchiudere gli occhi e si riascoltano proprio le voci, i suoni, lo stridio, l'odore di chi prima di noi ha costruito. E queste rocce sono appunto la storia, e quindi la prima volta che io sono entrata in questa cavea è stata emozionante. Perché è stata scavata e quindi ha prodotto queste opere meravigliose, immortali, che ancora esistono. Noi dovremmo copiare da chi ci ha lasciato questa storia, questa tradizione, l'unione tra popoli, l'amore, la pace. Adesso c'è tanta confusione. Io dico sempre che preferirei donare un cucchiaino di miele anziché un barile d'aceto. 8 edizioni, abbiamo un albo d'oro importantissimo che proprio racconta la storia della cultura, dell'arte tersicorea, ma non solo, perché la peculiarità del festival è praticamente raccontare la danza che incontra le belle arti. Significa moltissimo, principalmente perché la danza chiaramente è stata la mia vita, è stato il mio amore, ovviamente, dopo la mia famiglia chiaramente, perché io ho sempre tenuto alla famiglia tantissimo, no? Essendo io un figlio, io sono l'8º di 11 figli, quindi ho ereditato questo bisogno della famiglia, e poi la danza mi ha riempito il cuore, chiaramente, e l'anima. Significa che ci sono arrivato, ce l'ho fatta, sentivo molti colleghi che prendevano premi, io forse ero ancora giovane, ancora ballavo, e oggi prendere un premio mi dà grande soddisfazione. Non ho rimpianti per quanto riguarda la danza, per tutto quello che ho fatto, l'ho fatto con grande piacere, e poi sono felice perché io sono quasi sicuro che con Michele Guardii io sono già stato qua, ho già fatto qualcosa a metà anni 90, facevo una trasmissione con lui, e quindi poi venivamo qua all'estate e abbiamo fatto qualcosa sicuramente. Senti Raffaele, noi abbiamo avuto nella danza i cicli, abbiamo avuto i grandi personaggi, i grandi interpreti, le stelle di prima grandezza, tu sei stata una di queste, oggi abbiamo Bolle in Italia e tanti altri all'estero, però alla fine la danza resta quella, cioè nel senso che puoi anche cambiare le interpretazioni, puoi anche come dire, introdurre dei movimenti nuovi, però la danza è quella e non passa mai di moda. La domanda è semplice, perché? 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 Perché è vero. Allora, io credo, non ne sono convinto, ma la danza è una, voglio dire, c'è uno stile, come per esempio nella sbarra, noi facciamo la lezione, la sbarra non cambia mai, è sempre la stessa da 500 anni, da sempre è quella. E credo che anche i balletti classici di repertorio, parliamo di repertorio, sono sempre quelli, devono rimanere sempre quelli perché fanno parte appunto del repertorio. La danza è da 1 a 8, voglio dire, 1 e mezzo non ce lo puoi mettere, devi contare da 1 a 8, quindi forse anche per questo c'è il rigore della danza, specialmente, ribadisco il concetto, quella di repertorio, che deve rimanere la danza, non cambierà mai.